Carlo Piga, un pareggio 0-0 sul campo del Muravera. Come hai visto questa partita che da fuori non è sembrata bellissima? Una partita complicata per il campo, era molto duro, il pallone rimbalzava molto alto, si allungava, era difficile da controllare. In più ci è messo anche il vento forte e quindi era difficile capire la traiettoria di questo pallone. Ci abbiamo messo a tutto, abbiamo anche rischiato di segnare, però l'importante era non perdere questa partita, perché in trasferta qua secondo me faranno fatica in tutte le squadre. C'è stato un cambio di modulo, tu oggi hai giocato come difensore invece che come centrocampista, hai fatto molto bene. Come hai visto tutta la squadra dopo l'arrivo di Mr. Tortor? No, ci siamo compattati, abbiamo detto non dobbiamo subire gol oggi, poi prima o poi lo facciamo. Ci abbiamo provato fino alla fine e poi con questo modulo 4-3-3 il mister oggi mi ha chiesto di sacrificare il terzino, l'ho fatto, mi adeguo, non c'è problema. Ho visto una squadra che cercava di giocare la palla, però ogni tanto bisognava lanciarla perché era incontrollabile davvero. E allora diamo appuntamento alla prossima Coppa Italia contro il Valle d'Oria? Sì, certo, dobbiamo passare per forza il turno, cioè noi lo vogliamo passare perché è una bella soddisfazione passare il turno in Coppa Italia e poi, perché no, provare a vincerlo. Grazie caro Piga.